Un poker al Muravera per tenere a -5 il Portocorallo, missione compiuta per la Nuorese che con un netto 4-0 ha superato la formazione allenata dall'ex bomber verde-azzurro Luis Oliveira, a cui il pubblico ha riservato un caloroso saluto. La Nuorese vuole i 3 punti, al terzo va vicinissima all'1-0 con Emanuele Alessandri che, imbeccato da Bazzoni in aria, calcia alto. Il Muravera non sta a guardare, in contropiede Onano lancia a Farci ma De Liperi sbruglia, è il settimo. La Nuorese mantiene il pallino del gioco, al 12esimo una combinazione al limite dell'area tra i fratelli Alessandri manda Alessandro al tiro che finisce al lato. La Nuorese si porta sull'1-0 con Emanuele Alessandri al 17esimo. Alessandro Alessandri serve in profondità Sias che dà un pallone d'oro ad Alessandri che calcia a botta sicura. Il portiere devia la palla che però va verso la porta. Un difensore rinvia, ma per l'arbitro è gol nonostante le proteste del Muravera. Il vantaggio non ferma la Nuorese, al 20esimo Sias calcia alto dalla distanza. Gli ospiti non ci stanno e vanno vicini all'1-1 con De Sena che su una respinta corta dalla difesa da ottima posizione manda fuori, è il 25esimo. I verdi-azzurri si rendono conto che devono mettere al sicuro il risultato e al 26esimo ci provano con Coco, ma il tiro viene respinto da Mainas. La Nuorese segna il 2-0 col capitano Coco che di testa su cross di Bazzoni infila Mainas. Alla mezz'ora Frongia tenta la via della rete su calcio piazzato, ma la palla esce di poco. Il Muravera con Nurchi prova ad accorciare le distanze, ma Namani devia in angolo. È il 32esimo. Un minuto dopo, sugli sviluppi di un corner, De Sena di testa costringe De Liperi al miracolo. Nella ripresa il copione non cambia. Un minuto dopo Onano prova ad impensierire De Liperi, che di piedi si salva. Al quinto in contropiede arriva il 3-0. Alessandro Alessandri recupera un pallone a centrocampo e serve Sias che si fa 30 metri palla al piede e poi indirizza in porta un bolide che non lascia scampo al portiere. Gara in ghiaccio anche se la formazione del Sarabus è sempre viva e all'8° sbaglia un gol clamoroso. De Sena recupera la palla sul fondo e serve Nurchi che da ottima posizione manda alto. La Nuorese segna il gol del definitivo 4-0 con Puddu che da fuori aria calcia un pallone imprendibile. È la mezz'ora. La Nuorese spreca il 5-0 con Bazzoni che in contropiede non riesce a superare il portiere in uscita. È il 37esimo. Nel finale non succede più nulla e il risultato non cambia.